Con questa proposta di legge intendiamo estendere l'obbligo vaccinale non soltanto ai 4 vaccini appunto obbligatori, ma a tutti i vaccini presenti e inseriti nel calendario vaccinale regionale. Questo perché riteniamo che vaccinare il proprio bambino non sia soltanto una scelta individuale che va a tutelare la salute di nostro figlio, ma diventa una scelta collettiva di responsabilità sociale, perché vaccinando il mio bambino io metto in sicurezza anche tutti gli altri bambini e soprattutto quei bambini che magari per malattie o per cure a cui sono sottoposti vedono abbassare notevolmente le proprie difese immunitarie e quindi venire a contatto con bambini non vaccinati potrebbe mettere in serio pericolo la loro vita. La scienza è dalla nostra parte sta il buonsenso contro ogni forma di menzogna, contro ogni forma di cialtroneria che però mette in serio repentaglio la salute delle persone. Sono contenta che al nostro fianco ci sia stato e ci sia il professor Roberto Burioni, che questa mattina appunto ci ha raccontato le evidenze scientifiche e il pericolo di una comunità che non vaccina. E purtroppo i dati ci dicono che anche in Veneto la copertura vaccinale si sta abbassando pericolosamente.